Elia. Abbiamo preso l'SP98 Vallarega, guardate le panoramiche di Colli Ugani. Stiamo entrando a Luvigliano. SP98 Vallarega.
me piace tantissimo questa strada, Sali-Sendi, ci porterà a Tre Ponti, località di Teolo. Caldo, sono partito alle 7 meno un quarto, erano 25 gradi. Tre Ponti. L'acqua è già calda,
Pensate voi. Siamo dal centro di Treponti, frazione di Teolo. Adesso qui cominciamo la salita. Siamo proprio davanti alla casa di cura mentale Parco dei Tigli, conosciuta in tutta Italia.
santuario della Madonna. Stiamo entrando sotto il territorio di Rovolon, città del vino, Rovolon. Guardate che panorama! Stiamo entrando in centro a Rovolon. Alla mia sinistra ristorante Monte Grande, il top di top, e del campanile a torre, la chiesa di Rovolon. Abbiamo un po' di pavè. Adesso saliamo ancora un po'. È caldo caldo veramente.
Direi anche all'ombra è caldo, eh. Sì. Sale. Qua abbiamo dei strappi in doppia cifra, 10%, 12%. Guardate che meraviglia, un po' di foschia da giù giù, qui si vede benissimo azienda pinicola, guardate che panorama.
Guardate, è un po' di foschia. Guardate le olive alla mia destra, che meraviglia. Aria sana qui, qui siamo in mezzo al bosco. Guardate che panorama meraviglioso, questi vigneti meravigliosi. Guardate che panorama meraviglioso, alla mia destra. Vedete le olive alla mia destra, che meraviglia! Ma siamo sopra Rovolon. Guardate gli ulivi, che meraviglia sta fila di ulivi ambi i lati, avete visto? Adesso a parte destra solo. Bello, bello, dai. La Rocca, agriturismo. Abbiamo un altro strappo. Qua fanno l'olio extravergine. Salutiamo il Signore, la saluto, la signora, sì, fanno l'olio extravergine qua, vero? Buono, sì, che meraviglia. Salve, faccio vedere un altro panorama, fanno l'olio qui extravergine, guardate che panorama che vi faccio vedere, bellissimo da qua, vedete? È stupendo. Vedete? Guardate che meraviglia. Grazie. Qua fanno l'olio extravergine. Il ragazzo ci ha fatto vedere il panorama, bello. Qua abbiamo, vedete,
zona privata, qui non si può andare, è divieto, e noi passiamo davanti, vedete, al santuario qui e andiamo giù. Guardate ulivi, che meraviglia! Abbiamo una bella discesa. Guardate che panorama meraviglioso. Qua dove Monte Altore, l'agriturismo c'è, Monte Altore siamo. Guardate che panorama di Colli Ugani. Vedete i vigneti. Niente, si può andare anche per qua, sì. Andiamo alla chiesa. Da qua vi saluto. Abbiamo tutto pavè, dove sono io da correre io. Questa è la chiesa, ma non so che chiesa che sia.
Adesso chiediamo, sapete che chiesa è questa? Dove siamo qui? Siamo a a Zovon. Zovon, vero? Di Vo, Zovon di Vo. Questa è la chiesa, vedete? Da Zovon di Vo. Abbiamo anche un signore che sta facendo i suoi lavori e io vi saluto da qua, dai. Vi mando un abbraccio. Ma che ora sei partito? Le 7 meno 20. Sì. Siamo saliti noi due, sai? Può darsi? Non ti ricordi perché non avevo la bicicletta? Ma io te siamo già visti che Come? tu giri e registri tutto, Sì. nei posti, Come ti chiami? Walter. Walter dopo? No, beh, Walter se vuoi, Walter Fiorin, ma... Ah, mi segui i video miei? Sì, sì. Grazie, grazie. Sì, ma Salutiamo, dai. Sei passato qualche anno, eh? Beh, perché mi sono fatto male. Sto fermo un anno e mezzo, sto fermo. Come mai? Ma ho già fatto 8 uscite, vai a Che vedere. hai fatto? Prima mi sono tagliato il tendine, poi ho spaccato 5 costole. Come mai? Ma incidente ora? Sì. O tu bevi un po' di acqua? O tu bevi un po' di acqua? Dove? Dove sei storico e che rubinetto, tutto. Sì, ma con l'acqua, con i caldi minerali, tutto grazie. Sapete i sei minerali, Perché? poi chimico. Perché i sei minerali ti fanno venire i cai con i sireni. Però questo Che tanto sale. Sto vedendo proprio... Ascolta, fammi dire io sta zitto, ma. meglio bere acqua naturale. Sì, cioè, il sale minerale, addirittura i sai che arriva dentro, i molto igroscopici, molto forti, fa la cristallizzazione dei reni. Ah, ho capito. Ah, guarda là. Vi mando un abbraccio forte, vieni qua Walter. Vieni qua, questo Ciao, è un amico ragazzi. Walter che mi segue. Voglio lavorare. Ciao belli. Detto lavorare. Ciao ragazzi. Vi mando un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite. Un grazie con tutto il mio cuore per seguirmi. Adesso cito dei nomi importanti che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi. Ciao Francesco, grande! Adesso saluto Davis Conselvan da Alessandria, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis, tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Con tutta la tua famiglia meravigliosa e grazie per seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Dappa qua. Questo è un regalo che ti pommi. Questo Mi regalo un vino. Sì, può andare. Grazie. Ai buoni amici. Grazie mille, Non grazie. bevo un vino in cantiere. No, lo metto qua. Ok? No, perché magari pensa che mi bevo in cantiere. No, mi bevo solo acqua. Sì. Grazie mille. Non sa fare che fa il sole e le calde. Sì, grazie. Adesso saluto, dopo Davis, saluto Massimo, che è anni che mi segue. Un amico super speciale numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Un grande grazie di esistere a Massimo e di seguirmi. E saluto anche Walter, che mi segue anche lui, le mie riprese. Grande Walter. Da dov'è che sei? Da Treviso! Da Treviso, un altro da Treviso, grazie! Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto che sostengono sulla musica da ballo il grande mitico Pietro Galacci dalla Liguria, un artista completo, una voce melodica unica sul Vallo Lissio. Con tutta la sua orchestra numero 1 vi saluto tutti, saluto Pietro con la sua famiglia, la Giulia, Inea, il bambino e tutti voi del fan club che lo sostenete, che lo seguite, come la mia Angela Birba che mi segue in bici, e la saluto tantissimo col suo compagno, siete una coppia meravigliosa, un grande grazie. Ritornavo a Davis Conservan che avevo salutato prima, anche lui ha la passione della bici nel sangue come me, il grande Davis Conservan da Alessandria. Risaluto ancora Angela Birba col suo compagno, grazie ancora a voi, a te Angela di seguirmi. Poi saluto Durva Tavare da San Paolo del Brasile, pensate, con tutta la sua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi.
grande grande Durval. Poi saluto Mauro, saluto Mirka da Monselice, Ilaria Scappali, il grande mitico Giuliano Calore, il re del ciclismo estremo, io sono il suo assistente, saluto i suoi figli, le sue figlie, i nipotini, grande 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 Giuliano, tutto il mio cuore e tanta salute a te Giuliano e tutti i tuoi figli. E poi saluto tutti voi amici appassionati ancora che mi seguite nelle mie riprese panoramiche, con tutto il mio cuore un grande grazie di insistere e di essere super speciali numeri 1. Adesso parto, bevo un goccio e parto. Sei mai andato in cattedrale a Candiana? Sì, la conosco. La conosco. Ovvio. Ed è da capo Telongo. Sì. È un amico mio che lavora insieme con me. E sta proprio a Candiana. È bella anche quella, insomma. Sì. Sì. Ponte Casale. Anche a Ponte Casale sei là. Ah, Ponte Casale? No, Ponte Lungo. Ponte Casale, sì. Ah, no, Ponte Lungo? No, sei Ponte... sei sempre Candiana. In provincia di Padova. Comune di Candiana. E a frazione c'è Ponte Casale. E Ponte come Lungo? l'uomo sei Candiana. Ponte Lungo da prima però. Ponte Lungo non so. Chi ti dico perché mi sono io a restaurare la tesa di Candiana. A Candiana è Sottami. Provincia di Padova, devo? Sì. Sempre Padova, sì, la conosco. Beh, dai, una buona giornata. Anche a te. Ciao caro. Salutiamo Walter di nuovo, un grande abbraccio a lui. Ciao belli. E buon lavoro. Ti ha dato anche un vino buono da bere. Vediamo qua se si esce qua. Andiamo piano perché c'è la ghiaia. Appena che andiamo fuori sull'asfalto. Abbiamo una bella bottiglia di vino oggi. I Colli Ugani. Torniamo in strada. Io ho salutato dalla chiesa di Vo. Qua siamo Vo, vedete la rotonda, città del vino, Vo, facciamo la rotonda, ecco qui termina Vo, è proprio sul finale, dove siamo sbucati, infatti Zovon è sotto il comune di Vo, dove che è partito quella volta lì che abbiamo dovuto fare i vaccini, quel virus maledetto. Guardate i Colli Ugani, che meraviglia, adesso siamo giù adesso.
siamo Zovon, vedete Zovon, località di Vo. Carbonara siamo entrati. Dai che vi saluto da questa chiesa qua, meravigliosa questa qui. E l'altra era bella anche quella, ma questa è stupenda. Prima eravamo a Zovò e qua siamo a Carbonara. Guardate la chiesa di Don Giovanni Battista Carbonara, vedete che meraviglia, troppo bella. Qua abbiamo la canonica, vedete, canonica, qua abbiamo la preghiera alla Madonna. Questa bella piazza, vedete? Dai che vi saluto, così ve la faccio vedere bene adesso. Guardate che meraviglia, con l'orologio, vedete? Sono le 9, manca un quarto. Guardate che meraviglia. Abbiamo anche i Colli Ugani, vedete? C'è anche il sole che disturba. Un attimo che lo buttiamo dietro la chiesa.
al campanile. Eccolo qui il campanile, vedete anche le antenne. Eccolo qua, è la chiesa Don Giovanni Battista, bella bella, dai. Eccola qui. Abbiamo gli occhiali. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite da questa chiesa meravigliosa Don Giovanni Battista a Carbonara, tra le meraviglie di Colli Ugani, vi mando un abbraccio forte 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 e con tutto il mio cuore un grande grazie a tutti voi amici appassionati di seguirmi e di esistere. Super speciali numeri 1. Grazie ancora di tutto. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un grande amico, una grande persona, con tutta la sua famiglia meravigliosa. Francesco da Verona, Marchiori, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche, sempre. Sei fantastico, numero 1. Grazie ancora di tutto a Francesco Marchiori da Verona, un grande. Grazie di cuore anche a Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona super speciale numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Lui ha la passione della bici da corsa nel sangue come me, grande grande. Un grande amico Davis. Grazie di tutto. Adesso saluto Massimo, un amico, con tutta la sua famiglia, super speciale numero 1. Con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, Massimo, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Walter, che è da Treviso, che segue sempre le mie riprese. Mi ha regalato anche una bottiglia di vino di Colli Ugani, o dalle parti sue forse, questo non lo so, penso dalle parti sue, di Treviso lì, c'è Valdobbiadene, tanti posti lì, meravigliosi. Un grande grazie ancora a te Walter di tutto e tutta la tua famiglia con tutto il mio cuore. Poi saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono sulla musica da ballo il mitico Pietro Galassi, un artista completo, una voce melodica unica, una leggenda del ballo, dalla musica da ballo. Lo saluto dalla Liguria, dalla Spezia, con tutta la sua orchestra numero 1, tutta la sua famiglia, da Giulia, il bambino Ikea, è come si chiama, e il grande Pietro. E tutti voi del fan club del Veneto che mi seguite, cioè che sostenete Pietro Galassi, anzi che mi segue Angela Birba col suo compagno, una coppia meravigliosa, unica. Grazie Angela di seguirmi e di tutto. Un bacione dal primo d'ora nato, saluti ancora il tuo compagno, una coppia meravigliosa. Adesso saluto Durva Tavares con tutta la sua famiglia da San Paolo del Brasile, pensate. Un grande amico, una grande persona, un grande grazie con tutto il mio cuore a te Durva di seguirmi e di esistere. Sei super speciale numero 1. Poi saluto Mauro, Mirka da Monselice, Ilaria Scappali, il mitico Giuliano Calore, detentore di 13 Guinness World Record, la leggenda del ciclismo estremo. Saluto tutti i suoi figli, le figlie, nipotini, liceo scientifico di Pavel Fermi, il Prato della Valle, che sono venuti 2 anni fa, che vi ha incantato, e poi tutti voi ancora, amici appassionati, super speciali, con tutto il mio cuore, ancora un grande grazie di esistere. E partiamo da Carbonara.
Bella sta chiesa, dai, è stupenda, è stupenda. Guardate i Colli Ugani, la canonica, vedete la chiesa, Don Giovanni Battista, Carbonara, bellissima. Da qua non potevo non salutarvi. Carbonara, guardate sto parco meraviglioso alla mia destra, dei ragazzini, e anche alla mia sinistra, bello bello, questo verde, che portiamo i nipotini al parco. Ne ho due anch'io. Una si chiama Beatrice, ha quasi 5 anni, e poi c'è Carlo che va verso l'anno, pare abbia 9 mesi. Questa è la vendita del latte bus, vendita diretta, la mia destra. E noi andiamo per Padova, 24 km è Padova da qua. Prendiamo per Bastia, primo paese che troviamo, Bastia di Rovolon.
entrando a Bastia. Vedete il campanile e la chiesa di Bastia. Stiamo entrando in centro, Troviamo una bella rotonda, alla mia sinistra una pasticceria meravigliosa dove si mangia quelle paste veramente buone. Ecco qui la Iola, noi facciamo la rotonda e siamo in centro. Ecco qui è la pasticceria Zancan. Bastia di Rovolon. Qui termina il centro di Bastia, vedete?
lasciato il territorio di Rovolon, entriamo Cervarese Santa Croce. Stiamo entrando a Fossona di Cervarese Santa Croce. Fossona. Andiamo alla rotonda. Noi tiriamo a sinistra. Alla mia destra abbiamo la chiesa di Fossona. In direzione Padova. Alla mia destra abbiamo le cantine Revini e gli Orvino di Colliurani. C'hanno un rabosello favoloso.
Stiamo entrando a Trambacche, frazione di Veggiano. Guardate la strada come è messa qua, pazzesco, una roba pazzesca. Di Sciaccolongo, siamo sotto a Sciaccolongo qui. Termina Creola di Sciaccolongo, entriamo proprio sotto
la città di Saccolongo. Stiamo entrando a Sarvazzano dentro.
Adesso vi faccio vedere un laghetto meraviglioso, si è aperto. È chiuso, eh sì, è chiuso, chiuso dai, troppo taglio, lo hanno chiuso.
Carola. Il mercato oggi alla mia sinistra, sentite che profumo di fritto, però col caldo non va bene. Della frutta alla mia sinistra, siamo entrati sotto Padova, città di Padova. Chiesa Nuova.
Qua siamo all'aeroporto di Padova. Vediamo se vediamo qualche aereo. Sì. Eh sì. È atterrato uno, si intravede, in modo qua se ne vede uno, vedete? Questo è l'aeroporto militare di Padova, eccolo qua, che lo vedete, è ancora acceso, è appena arrivato, e là la torre, vedete? Beviamo un goccio e ripartiamo.
Padova. Adesso andiamo alla chiesa di Padre Pio, Fatto Santo. Abbiamo veramente una strada tutta alberata, almeno un po' di ombra ci voleva dopo tutto quel sole che ho preso. Guarda che musina abbassata che era lì, 1000 occhi ci vuole, Maria Signore. Sì, le strade sono pericolosissime, buche, musine abbassate, di tutto. Se non sei pronto e forte nel manubrio, mi succede come quel giorno lì, ho preso il palo 1 anno e mezzo fa, ho 5 costole rotte. La chiesa del Padre Leopoldo bellissima questa strada qui a Padova, tutta alberata. Siamo a 2 passi dalla chiesa di Padre San Leopoldo, Fatto Santo, fraticello, piccolo ma grande. Ecco, adesso andiamo sulla pista ciclabile e siamo, prima troviamo la chiesa, vedete, non so come si chiama, delle suore. E alla mia sinistra entriamo adesso. Ecco qua Padre Pio. Fede, fede. Questa è la chiesa. Qui l'abbiamo in bronzo, vedete? E questa è l'entrata della chiesa. Ci mettiamo un po' all'ombra. Ci mettiamo qui, dai. Ci mettiamo un attimo qui. Il 12 maggio la festa di Padre San Leopoldo, se volete vedere a Padova. Adesso vi mando un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, col cuore, come io vado in bici per tutti voi, facendovi vedere le panoramiche di Colli Ugani e anche di questi paesi che passo meravigliosi nel Veneto. Tutti voi un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere, di seguirmi, con tutte le vostre famiglie meravigliose, siete tutti super speciali numeri 1. Grazie, grazie con tutto il mio cuore ancora di esistere. Adesso cito di nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, grande amico, una grande persona, con tutta la sua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona,
con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e tutti voi di essere super speciali numeri uno. Con tutto il mio cuore ti ringrazio per seguirmi in tutte le mie riprese panoramiche. Sei fantastico, sono orgoglioso, cosa grande, unica. Francesco Marchiori da Verona, un grande dalla chiesa di Padre Pio a Padova, fatto santo, il fraticello dei miracoli. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un grande amico, una grande persona, con tutta la sua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. E te Davis di seguirmi nelle mie riprese.